visto la commedia, che tratta di un avvenimento che era abbastanza comune tra i nostri bandi del Friuli, in Thais, anche insieme io ieri in Italia, ieri fatto sempre. È una usanza che si chiamava la puršita, non so se la conoscete. La puršita era una usanza che si potrebbe descrivere così, che qualche due, come Romeo e Giulietta, erano due innamorati, che la comunità del paese, o che sia stato San Juan, o Corleone, o qualsiasi altro paese, nelle nostre bande, erano molto conosciuti dalla comunità, ben voluti, questo che si vuole. Però quando si intivava che questi due fantasmi, due marosa si lasciavano, se che succedeva è che dai fantasmi che sono stati compaesi, che gli venivano voluti bene, o forse male, forse di male e di bene, arrivavano a mettere dal portone della casa dove stava la fantata, a fare una striscia bianca che doveva finire fino dal portone della casa dove stava il maroso. E così che alla fine che riga bianca, riga striscia bianca, alla fine di notte, in modo che quando la gente si levava su la mattina di nuovo, aveva questa striscia bianca e sapevano che cosa, che i due lì si devono lasciarsi. Ecco, questa piccola commedia che è scritta qui si basa su che usanza, una usanza che io ho provato, mentre che la scrivevo, ho provato a capire, ma ho capito le ragioni, non sono arrivato a stare fuori, non sono arrivato a stare fuori la genesi della usanza e non sai dove è attaccata, o in che epoca è attaccata, e sai doma a mi pare che non è più usata, che forse è stata usata per gli ultimi volte nel paese del 60. Però da nostre bande, dai paesi piccoli, hanno usanza il prendi mai a fare scritti sui portoni, davanti ai portoni, o fai un complimento agli fantasmi, o fai un screzio, un sgarbo, in base a se che sono viuduti dal paese, no? E il prendi mai, sono dei paesi piccoli, e sono sì, che lì sarebbe una variante esatto. Tipo che altre. E se lui passa dai paesi piccoli, paesi che apriva il paese morare, mossa e lucinente, e sono questi scritti, prendi mai e fai con la calzina per piare, fai gli scritti. Sì, ma anche lì sono fatti con un'intenzione magari di offendere delle volte. Sì, perché non sono sempre complimenti. Non sono sempre complimenti. Ah, interessante, comunque la puršita stessa, dalla maniera che l'hai definita, hai sempre usato? Io che sapete, io no. No, da nostri bandi che lì non è mai sentito, cioè solo che, come che dicevo, è il discorso da fantatis, cioè sono i giovani che ci scrivono agli fantatis e sei ambizioso, sei che è, no? Ci scrivono davanti a porta di casa. È molto interessante, ci credo. Just for those who is furlane maybe a bit rusty. This next thing that I'm going to do, just very briefly, just a little scene from a play that a short play that I just produced, that I just written. It's based on a custom that used to be fairly common in some, at least in some of the communities in our part of Europe, and that had to do with this, as I was explaining, that when two lovers, well known in the community, when they broke up, as sometimes happens, then some of their friends, or maybe not so good friends,
they would, in the middle of the night or at some point during the night, they would draw a chalk line, a line with line, from the house, or the door, the portal of the house of one of the two lovers, and they would draw the line all the way to the door of the portal of the other lover, or the girl, from the boy or the girl, or the other way around. So that when people got up in the morning, they would know immediately that the two lovers had broken up. The whole community. So, you know, maybe this custom goes back to a time when I don't know, certainly no iPads, no iPhones, no radios, maybe even not newspapers. The only things that could convey